Non parlare su quello che mi hai detto. Sono emozionato qui di fronte a 15.000 persone dopo... Fai come io. Che qui siamo malati, in Sardegna siamo abbastanza malati, ma non di malattia fisica, di una malattia mentale, che è la produzione del non senso. E così mi riferisco a quello che hai detto tu sull'eolico, no? Sì. Questi campi eolici, a Tula ce n'è uno che è grande, 43 pale, 49 Secondo pale, te è stata fatta? e produce metri cubi di miliardi di valore, sia in energia che in buoni verdi messi sul mercato. Chip 6. Di tutti questi metri cubi di miliardi, la comunità di Tula ne incassa l'1%. E adesso c'è la discussione violentissima se incassare l'1% o il 2%. Cioè questi sindaci hanno regalato andare qua, guardate tutto, e noi nulla, è follia, l'acqua nostra, la devo regalare da una società che si chiama Apanova, che ha aumentato del 400% le bollette alle vecchiette e ha chiuso all'acqua, no? E ha aumentato da 90.000 euro a 120.000 euro gli stipendi ai dirigenti. Questo è furto legalizzato, no? Ma chiudo, vai, che ti ringrazio, dico, allora noi non possiamo assistere a questo spregio eterno, perché come dici tu noi viviamo nell'isola più bella del mondo, e lo spregio eterno è cosa racconteremo ai nostri figli quando crescono? Ma due non casa tu l'acqua del 2007 e tu babbo non ti hai venduto anche il vento miserabile. Creare in Sardegna un'aura mondiale, dobbiamo conciliare di nuovo politica, amore e felicità, e invitiamo gente come te, De André, come Beppe Grillo a partecipare a questa guerra mondiale. Grazie a tutti. Parlando di energia, oggi chi ha devastato l'ambiente fino a ieri è